Buongiorno da Sicilia 24, ecco i titoli di oggi. Operazione della polizia contro il clan Scalisi di Adrano nel Catanese, 14 arresti, in carcere anche il reggente che voleva eliminare chi pensava avesse ucciso il figlio 17enne, tra gli indagati anche alcuni detenuti che comunicavano dal carcere coi cellulari. Tragedia nel Mediterraneo, 3 sorelline morte su un gommone di migranti, una madre in ginocchio davanti alle loro salme, il dolore immenso di chi ha perso tutto in un istante. La sociologa Giorgia Butera: non possiamo restare impassibili. Emergono particolari scabrosi nell'inchiesta sull'ex direttore sanitario dell'ASP di Catania Giuseppe Reina. Il dirigente si è dimesso perché accusato di violenza sessuale ai danni di colleghe. La ricostruzione del racconto shock di una dottoressa. Voi di Cosa Nostra non siete nessuno. Corleone in piazza contro l'elogio di Riina, celebrato dal figlio e consentito da sprovveduti autori di un podcast. Maltempo, allagamenti e traffico in tilt a Palermo. La pioggia che interessa la fascia occidentale della Sicilia nei prossimi giorni colpirà anche il versante orientale. Catania, al villaggio Santa Maria Goretti il pericolo arriva dall'alto. Gli alberi trascurati mettono a rischio l'incolumità di pedoni e automobilisti. Calcio, Palermo fuori dalla Coppa Italia, rosanero sconfitti al Friuli dall'Udinese 2-1, buona comunque la prestazione dei siciliani. Serie C è il giorno di Trapani-Catania, primo derby siciliano della stagione, gli etnei cercano di ritrovare il passo giusto, Lunetta partirà titolare, possibili novità anche tra i Granata, appuntamento dalle 20 con diretta stadio. Ancora ben trovati e apriamo il nostro telegiornale con il duro colpo inferto al clan mafioso Scalisi. Sono state arrestate 14 persone dopo le 10 della scorsa settimana. In carcere è finito anche un boss che stava organizzando una spedizione contro quelli che pensava fossero gli assassini del figlio 17enne. La sferzata anche al nostro microfono del procuratore di Catania Curcio. Ma sentiamo Simona Mazzone. Pietro Lucifora aveva organizzato la vendetta nei confronti di chi pensava fosse coinvolto nella morte del figlio 17enne Nicolò, ucciso a coltellate durante una rissa la notte del 20 aprile a Francofonte, nel Siracusano, nonostante l'autore di quell'omicidio sia già in carcere. Così, per quell'agguato, i cui obiettivi non sono ancora stati individuati dagli inquirenti, è partito un comando da Chieti, utilizzando anche false divise da carabiniere e un furgone senza GPS, e con l'aiuto dello zio del boss Lucifora, Pietro Schilirò, e di alcuni familiari. La spedizione organizzata per la fine di settembre è stata bloccata. Un duro colpo allo storico clan Scalisi radicato ad Adrano, con l'arresto di 14 persone, mentre 10 sono state già fermate la scorsa settimana. Le indagini della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano, ed estese anche in una decina di città, hanno fatto luce su estorsioni a imprenditori edili e agricoli, commercianti, proprietari terrieri e venditori ambulanti, nonché intimidazioni consistenti nell'incendio di veicoli. Sequestrato oltre 1 chilo di droga tra cocaina e marijuana e 3 pistole. Tra gli indagati anche alcuni detenuti che comunicavano dal carcere utilizzando telefoni cellulari. Ci si chiede come sia possibile che i detenuti si organizzino e gestiscano piani criminali dalla cella. Probabilmente a livello più elevato del nostro, chi ha la responsabilità amministrativa e politica della gestione delle carceri, dovrebbe porsi il problema di schermare nel modo più opportuno gli ambienti carcerari. La soluzione per Curcio: se all'interno del carcere il telefonino, diciamo così, non può essere usato perché l'ambiente è schermato, allora a questo punto sarebbe del tutto inutile avere i telefonini. Il lavoro degli inquirenti vano quando chi è in carcere continua a operare come quando era fuori. Si lavora per anni, si fanno processi che costano milioni di euro, che costano il sudore della polizia giudiziaria, dei magistrati, e poi chi viene condannato continua a fare quello che faceva prima. Ma vi pare possibile? E adesso cambiamo argomento, una nuova tragedia nel Mediterraneo, sono immagini difficili da accettare, forse impossibili certamente, nonostante in fondo ci sembra ci si sia quasi abituati a questo dolore. 3 giovani sorelline sono morte su un gommone della disperazione, il dolore di una madre in ginocchio davanti alle loro salme. Sentiamo Davide Sardo.
3 sorelle morte nel Mediterraneo. Avevano 17, 11 e 9 anni. Sulla banchina del porto di Porto Empedocle, una madre in ginocchio davanti alle loro salme. Il dolore immenso di chi ha perso tutto in un istante. Le ragazze eritree viaggiavano su un gommone di 7 metri insieme a decine di altri migranti. Avvelenate dai fumi di idrocarburi, hanno trovato la morte prima di toccare terra, di arrivare a Lampedusa. Sopravvissuti solo la madre e un giovane fratello, accolti al porto dalle autorità e dalle associazioni umanitarie. Le 3 sorelle saranno seppellite a Canicattì secondo il rito musulmano. Credo che era un atto doveroso al momento in cui la prefettura mi ha chiamato, Sua Eccellenza il prefetto mi ha chiesto se ci fosse la disponibilità a Canicattì di dove posizionarli, di dove anche seppellirli. Io ho dato la mia disponibilità perché vogliono essere seppelliti in un campo di esumazione. L'unico campo di esumazione nella provincia di Agrigento è la città di Canicattì e credo che questi sono momenti significativi, tocca il cuore. Un nuovo dramma che si aggiunge all'elenco interminabile di morti e dispersi lungo la rotta centrale del Mediterraneo. E adesso un pensiero, una considerazione da parte di chi da sempre agisce lavorando sul fronte di quelle che possono essere le grandi tragedie dell'umanità. Abbiamo sentito su questo argomento, su questa assuefazione al dolore rispetto a racconti come questo, la sociologa e presidente di Mete Onlus, la dottoressa Giorgia Butera. Sentiamo. Negli ultimi 10 anni sono 3.500 i bambini morti nel canale di Sicilia per i viaggi della speranza, per chi arriva in una terra e pensa e spera di vivere una vita migliore. Ci siamo assuefatti da queste notizie, non ci facciamo neanche più caso, perché ci sarà il prossimo e il prossimo ancora via. Non è ammissibile che non ci siano ancora oggi canali sicuri di arrivo, ma ancora di più non è possibile che non vengano fatte delle politiche di informazioni in quelle terre dove magari possibile è restare. Però diamo ancora la possibilità di arrivare. Noi come Mete e come Oidur, anche in sede internazionale, le Nazioni Unite, più volte abbiamo chiesto degli interventi sicuri. Non possiamo rimanere impassibili a delle morti, non possiamo assistere a genitori che aspettano i loro figli salme. Torniamo sull'inchiesta che riguarda l'ex direttore, direttore sanitario, ricordiamo, dell'ASP di Catania, Giuseppe Reina, accusato di violenza sessuale ai danni di colleghe. Il GIP, lo ricordiamo, ha respinto la richiesta di arresto ordinando la sospensione per 1 anno, ma la procura ha già depositato un appello. Abbiamo ricostruito il racconto shock di una dottoressa in particolare sugli abusi fisici e verbali. Lorena Dolci. Sali sopra o no? Lo sai che voglia avrei? Ce ne hai voglia tu? Di fare quella cosa che, mentre lo facciamo, mi guardano. Ma smettila. Senti, non mi fare innervosire. Lui era un primario dell'ospedale di Paternò, Giuseppe Reina, ormai ex direttore dell'ASP di Catania, dopo le dimissioni arrivate a pochi giorni dall'inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale. Le donne sue sottoposte raccontano episodi di violenza fisica e verbale. Lui arrivò, era in erezione. Ho sentito che premeva sul mio sedere. Mi disse, sali nella mia stanza. Ho capito cosa stava succedendo. Sono uscita dalla sala operatoria con lui. Mentre salivo le scale gli dicevo, per favore no, per favore no. Sono entrata nella sua stanza, mi ha preso il braccio, ha preso il telefono, mi ha fatto mettere a terra. Ha abusato di me. I magistrati parlano di un rapporto di superiorità gerarchica che provocava una sorta di soggezione. Lui comanda su tutto, sulla mia vita. Io non posso fare dei movimenti, salvo che mi ammazzo. Lui è comunque sempre il mio padrone. Il rapporto va avanti così per anni, le molesti anche durante le visite ai pazienti. Durante i rapporti lui mi diceva che voleva che stavo con altri 4 uomini. Mi dava botte. Una volta gli ho scritto non fare queste cose perché sono piena di lividi. La donna alla fine riesce a sottrarsi. Ho intrapreso un percorso con uno psicologo. Ancora se qualcuno alza la voce anche di poco ho paura. Gli abusi si sarebbero svolti sul luogo di lavoro durante i turni di servizio e sono stati ripresi dall'impianto di videosorveglianza. La difesa sostiene che Reina è vittima di una stalker, allegando i messaggi d'amore inviati dalla donna. Il GIP ha respinto la richiesta di arresto, ordinando invece la sospensione per 1 anno. La procura però insiste e ha già depositato appello.
Ed è fuori pericolo la studentessa tredicenne che ieri è stata travolta da un'auto a Lampedusa mentre era in sella a una bici elettrica, usciva dal parcheggio davanti al liceo scientifico. La ragazza aveva riportato ferite alla testa e trascorso la notte in coma farmacologico. In mattinata le sue condizioni in miglioramento hanno fatto sciogliere la prognosi ai medici dell'ospedale di Grissina di Palermo, dove è tuttora ricoverata. A Corleone il deputato Ismaele Lavardera ha riunito imprenditori, giovani per manifestare contro le parole di elogio del figlio di Totò Riina rivolte al padre. La testimonianza di un imprenditore che si è ribellato al pizzo, che dice non siete nessuno. Giusy Lazzara. A me hanno distrutto la famiglia. Mi hanno chiesto 100.000 euro di pizzo. È stata dura. Oggi ragazzi, vi dico, ho 5 volte in più il fatturato che facevo, quindi non sono nessuno! Forti e chiare le parole attraversano la piazza di Corleone, che ha riunito giovani imprenditori e sindaci per manifestare contro le parole di elogio del figlio di Totò Riina rivolte al padre durante un podcast condotto da sprovveduti autori. Corleone non vuole più il Riina, Provenzano, i Bagarella e tutti coloro che invece continuano nel solco di quella cultura mafiosa a non rinnegare il passato che non appartiene più a questa città. Non si dimentica, la tragedia pesa ancora sulla famiglia Ogliastro con la morte di Serafino, vittima della lupara bianca, ucciso dal boss Gricoli. La sorella Angela è stata nella scorta di Falcone. Io non avevo il coraggio di dire alla mia famiglia che mio fratello era irrimediabilmente scomparso, era morto, non c'era più. Dopo 7 anni, sapere che fine ha fatto tuo figlio, un ragazzo di 31 anni, ha ammazzato perché si sospettava che sapesse l'autore dell'omicidio di Quartararo, lo zio dei Graviano. L'iniziativa, voluta dal deputato regionale Lavardera, ha coinvolto anche i ragazzi delle scuole. A Palermo ti faremo arrivare più in alto che puoi, è la frase scelta dai parenti e amici per accompagnare l'ultimo saluto a Stefano Gaglio, ucciso il 15 settembre dal cognato. Lacrime e applausi lungo il corteo per le strade del quartiere. Tantissimi conoscevano Stefano, un gran lavoratore, un marito e un padre speciale. Un diverbio per un tamponamento sulla Palermo-Catania finisce con 3 arresti e un obbligo di firma nei confronti dello stesso nucleo familiare. Prima l'aggressione con un tirapugni, poi il tentativo di investire il conducente dell'altra auto e infine il furto del mezzo e l'estorsione. Desiree Ferlito. 3 arresti e un obbligo di dimora per un intero nucleo familiare. Il provvedimento è scattato in seguito ad un'aggressione per un diverbio tra automobilisti. La vicenda risale allo scorso 25 aprile, quando dopo un tamponamento 3 fratelli hanno iniziato un inseguimento finito in Viale Regione Siciliana nei confronti dell'auto che li aveva tamponati. Ne è seguita una brutale aggressione con un tirapugni al conducente dell'auto, mentre l'altra persona è stata quasi investita dal padre degli aggressori, arrivato in soccorso dei figli. Tanta paura per gli altri 2 passeggeri che sono stati fatti scendere dall'auto che è stata portata via dagli aggressori, che qualche giorno dopo hanno contattato una delle vittime, stavolta minacciandola con la promessa di arrecarle un dolore mai provato prima, se non avesse provveduto al pagamento della somma necessaria per effettuare le riparazioni di carrozzeria. Le porte del carcere si sono spalancate per il padre e 2 dei 3 aggressori, mentre per il quarto è scattato l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Restiamo a Palermo, l'argomento è decisamente diverso perché vi parliamo del maltempo, di allagamenti, traffico in tilt in città. La pioggia al momento interessa la fascia occidentale della Sicilia, ma nei prossimi giorni si sposterà anche sul versante orientale. Marco Gullà. Un copione che viene puntualmente rispettato, prima pioggia e come di consueto allagamenti e traffico in tilt a Palermo. Un forte temporale alle prime ore del mattino si è abbattuto sul capoluogo siciliano creando forti disagi alla circolazione stradale. Rallentamenti si sono registrati lungo Viale Regione Siciliana, in particolare tra Ponte, Corleone e Corso Calatafimi, ma anche in Via Leonardo da Vinci e Via Libertà. Allagato un tratto di Via Imera. E poi anche a Mondello, Via Ugo La Malfa, strade impercorribili e traffico che ha esasperato i tanti automobilisti che sono rimasti incolonnati per ore.
Come vedete, traffico congestionato, più di 1 ora e 20 per percorrere 1,5 chilometri. Violenti nubifragi hanno interessato anche la provincia di Trapani e poi Agrigento, maltempo che in questo momento interessa principalmente la parte occidentale dell'isola, ma che nei prossimi giorni avvolgerà anche la zona orientale. Nonostante l'instabilità atmosferica, tuttavia non si può ancora parlare di un clima autunnale. Le previsioni indicano infatti temperature massime che si manterranno su valori pienamente estivi, attestandosi intorno ai 27 gradi. Adesso ci spostiamo a Catania, esattamente al villaggio Santa Maria Goretti, dove il pericolo arriva dall'alto, con alberi trascurati che mettono a rischio l'incolumità di pedoni, ma anche di automobilisti. Tonino De Mana. Pendono come spade di Damocle sui passanti, che siano residenti o turisti, poco importa. Al villaggio Santa Maria Goretti, tristemente noto per gli allagamenti causati dalle piogge, gli alberi mettono a rischio l'incolumità di tutti e con l'arrivo dell'autunno cresce la preoccupazione degli abitanti del villaggio. Questi alberi sono un pericolo per noi cittadini e anche per le persone dell'aeroporto, cose che cadono, come state vedendo. Qua c'è un esempio. La potatura è assente da quanti anni? Quasi 5 anni che non si fa niente. Si può vedere che al minimo vento cose cadono sempre alberi. Fino alla settimana scorsa una macchina è arrivata anche un ramo. L'albero è stato scassato, tutto cosa non funziona niente. E la cosa è problematica. Grossi rami sono già caduti e restano per giorni e giorni sui disastrati marciapiedi, rendendo difficoltoso il transito dei pedoni. Un'immagine poco edificante è quella che vi proponiamo, con turisti diretti all'aeroporto, costretti ad autentiche gimkhane per evitare gli ostacoli. Passaggi pedonali altamente pericolosi, con ferri arrugginiti ovunque e foglie disseminate a terra che in caso di pioggia rischiano di provocare rovinose cadute. Spazzino passa, casco pare le spalle e tiro ritto. Su spazio ci siamo qualcosa, ne rimprovera magari. E mentre la stagione delle piogge si avvicina, si attende ancora la pulizia del torrente Forcile, letteralmente ricoperto dalla fitta vegetazione. A giudicare dalle immagini, tutto sembra, tranne un corso d'acqua. Adesso vi raccontiamo della reazione dei genitori dei piccoli pazienti del CCPM di Taormina, il centro di cardiochirurgia pediatrica, dopo l'approvazione della nuova rete ospedaliera che ricomprende per l'appunto il centro. L'approvazione avvenuta ieri in Commissione Salute, ma sicuramente è una fiducia moderata, diciamo così. Francesco Triolo. L'approvazione della nuova rete ospedaliera all'ARS dà il via libera all'integrazione all'interno della stessa del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Era questo un passaggio fondamentale che attende adesso l'ok definitivo da parte del Ministero della Salute, con il quale c'è stato già un'interlocuzione tra il presidente Schifani e il ministro Schillaci. Cosa accadrà in concreto ancora non si conosce, ma questo intanto è un punto fermo per il comitato e i genitori dei piccoli pazienti. Ad oggi non sappiamo in che modalità viene mantenuto questo reparto, infatti noi speriamo che rimanga e che mantenga soprattutto i livelli che ha sempre avuto. Lo chiediamo non solo per i nostri figli, ma per i figli che verranno, per tutti i piccoli e grandi pazienti affetti da cardiopatia congenita. Quindi auspichiamo che possano essere garantiti i canoni di eccellenza che hanno contraddistinto da sempre naturalmente il CCPM. Su questo noi vigileremo e cercheremo di tutelare la specificità del centro e la sua operatività. La Regione proseguirà ora l'iter per l'approvazione definitiva del piano da parte del Ministero e la sua attuazione con attenzione alle aree interne e ai poli di eccellenza, proprio come Taormina. I punti di eccellenza, la cardiochirurgia di Taormina confermata nella rete ospedaliera è meravigliosa perché è una lotta del Presidente. Altra cosa meravigliosa è il DEA di secondo livello previsto per Siracusa, un nuovo ospedale, quindi le cose ci sono. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa e torniamo tra poco per raccontarvi della piazzetta che sarà intitolata alla memoria di Sara Campanella a Messina. A tra poco. Siamo tornati in studio a Messina, sono stati finanziati i lavori per la realizzazione della piazzetta dedicata a Sara Campanella. Sorgerà lì dove la giovane studentessa è stata uccisa. Il servizio. Era stata una promessa, un annuncio fatto sull'onda emotiva del femminicidio di Sara Campanella, ma che però
non è rimasto solo a parole. Messina dedicherà una piazzetta alla giovane studentessa uccisa lo scorso 31 marzo e sarà lì, proprio dove si è consumata quella tragedia, sul viale Gazzi, accanto allo Stadio Celeste, fuori dal policlinico dove Sara studiava, dove oggi sono ancora tanti colleghi di cittadini che lasciano un fiore, si fermano per una preghiera. Piazzetta Sara Campanella è stata inserita in un finanziamento più ampio che la Giunta ha approvato proprio nella serata di ieri e che prevede la realizzazione di 14 nuove aree tematiche in tutta la città, ma quella è la piazzetta a cui tutti tenevano di più, compreso il sindaco Federico Basile, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore della nostra Messina, grazie a uno spazio che diventerà simbolo di memoria, incontro e comunità. Una piazzetta quindi per far vivere Sara nel cuore di tutti i messinesi e non solo. Ad Agrigento la quarta passeggiata dei ricordi promossa dall'azienda sanitaria provinciale nel mese mondiale dell'Alzheimer, una giornata di emozioni e di speranza per pazienti e famiglie in un posto suggestivo, la Valle dei Templi. Davide Sardo. Un viaggio nella memoria tra profumi, suoni e colori senza tempo. La Valle dei Templi di Agrigento ha fatto da cornice alla quarta edizione della Passeggiata dei Ricordi promossa dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento in occasione del mese mondiale dell'Alzheimer. L'iniziativa ha coinvolto pazienti e famiglie in un percorso capace di stimolare i sensi, evocare ricordi e rallentare il declino cognitivo attraverso una terapia non farmacologica. Cerchiamo di riportare ad una quotidianità pazienti che in questo momento magari sono chiusi nei loro disturbi, nelle loro malattie, quindi è una festa. Musica, canti e tradizioni popolari hanno reso speciale la giornata, un ponte tra memoria e presente nel segno della dignità e della speranza. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa, tornate tra poco con noi, ci sarà la pagina dedicata al calcio e cominceremo con il Palermo che è fuori dalla Coppa Italia. A tra poco. Siamo al calcio, Palermo fuori dalla Coppa Italia, rosanero sconfitti al Friuli dall'Udinese 2-1, ma la prestazione comunque dei siciliani è stata una buona prestazione. Marco Gullà. Fuori ma a testa alta, il Palermo saluta la Coppa Italia, perde a Udine 2-1 che però non arriva e allora è Zaniolo a trovare invece il vantaggio con questo tiro a giro che fa secco Joronen. Il Palermo accusa il colpo, Oggi c'è stata dimostrazione che veramente abbiamo 20 titolari, non sembrava che avessimo cambiato 8 giocatori dalla partita scorsa e questa è la cosa più bella della serata. E oggi è tempo di derby siciliano per la Serie C perché è proprio la giornata di Trapani-Catania, le ultimissime nel servizio di Marco Carli. Primo snodo del campionato, partita verità. Chiamatela come volete, ma il Catania-Trapani è un test che dirà tanto del suo momento. Il campionato è appena incominciato, il tempo per recuperare c'è. A ottobre Salernitana e Benevento giocheranno al Massimino nel giro di una settimana. Tutte verità, ma intanto i rossazzurri, che erano partiti benissimo, complici 2 frenate consecutive, si trovano ad inseguire. Resta però la fiducia sia fra la dirigenza che nello spogliatoio. Abbiamo qualche punto di ritardo sulla prima in classifica, dobbiamo accorciarla, quindi per accorciarlo dobbiamo andare a fare una partita importante a Trapani, cercando di portare a casa i 3 punti. Intento chiaro del tecnico che ha appena ricevuto ufficializzazione del rinnovo e attestati di fiducia da parte di Pelligra, dimostrazione di forza in un momento delicato della stagione, in una settimana complicata con il turno infrasettimanale, 2 trasferte, trequartisti che si sappiano inserire e una maggiore occupazione degli spazi in area. Questo ha chiesto Toscano. Se si vuole schierare la formazione migliore, pensare a Lunetta diventa quasi un obbligo. Lì davanti con Cicerelli e Forte, possibile turno di riposo per Jimenez, in mediana pronto al rientro Corbari, a sinistra probabilmente Celli, ma Donnarumma si è allenato e potrebbe esserci, ma forse a partita in corso. Affrontiamo una squadra che ha 11 punti, è in un buon momento, noi vogliamo ritornare a essere quella squadra che eravamo 3 settimane fa, anche se la partita di domenica dal punto di vista caratteriale non mi è dispiaciuta. Vivremo Trapani-Catania in diretta su Telecolor dalle 20, collegamenti con il provinciale, commenti da studio e alla fine le interviste in anteprima.
E dunque questa sera l'appuntamento immancabile con Diretta Stadio e sempre per occuparci della nostra programmazione. Adesso vi lascio con il nostro direttore Michele Cucuzza, perché ritorna nel nostro mercoledì pomeriggio, al nostro focus del pomeriggio, l'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Dunque vi lascio a questo atteso spazio e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà questa sera alle 19. A tutti buon pomeriggio.